Ne ha facoltà. A lei la parola. Grazie Presidente. Colleghi, il Parlamento nasce in Inghilterra nel 200, dopo che la Magna Carta del 1215 stabilisce un principio molto semplice, che il re non può mettere tasse se non c'è un Parlamento che decide quante tasse mettere, chi le paga e che cosa farne. Il punto chiave è proprio la trasparenza di come viene gestito il bilancio dello Stato, di come vengono utilizzate le risorse messe a disposizione dai cittadini per i cittadini. Oggi decidiamo di questo scostamento, l'ennesimo scostamento. La Lega, se ci saranno delle aperture su delle richieste in termini di detassazione, di decontribuzione, eccetera, che facciamo da tempo, voterà a favore. Vediamo. Però i provvedimenti presi finora, ai noi, non sono stati ben fatti. Sono stati tanti, confusi, contraddittori, spesso inefficaci. Tra 4 giorni, c'è il secondo acconto IRPEF, IRAS, IRES, IRAP. Si paga, sì o no? Mancano 4 giorni. Come fa un imprenditore a organizzarsi in questa confusione? Chi paga tutta questa confusione? La pagano i cittadini, la pagano le imprese, la pagano i commercialisti. Apro una parentesi su questa categoria particolarmente vessata in questo periodo. Oltre a doversi studiare norme che cambiano in continuazione e che sono uno contro l'altra, si sono visti anche due esempi, due cose veramente fastidiose. Si sono visti tagliare del 25% i compensi in caso di fallimenti. Perché? I giudici fallimentari no. Perché questa disparità? Ma poi i commercialisti, gli studi dei commercialisti non possono ammalarsi, non possono chiudere per Covid, quarantena Covid, no, perché l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo non è un motivo per fare rinviare le scadenze. Quindi i commercialisti non possono neanche ammalarsi. Chiusa la parentesi. La confusione, la vostra confusione, la pagano i cittadini che banalmente non si fidano più del governo e non servono i sondaggi, basta vedere i conti correnti. Non c'è mai stato un tasso di risparmio così alto. I consumi sono crollati, gli investimenti sono crollati. Però, attenzione, quei conti correnti sono aumentati, sì, ma quella è la media del pollo. A fronte di chi ha aumentato di molto, c'è chi li ha svuotati completamente. Artigiani, commercianti, partite IVA, i cosiddetti non garantiti. Oggi ne parlano tutti, benvenuti. Serve un riequilibrio tra garantiti e non garantiti. Anche perché il ministro Gualtieri, la vice ministra Castelli, pensate davvero che un commerciante che è rimasto chiuso per legge, gli è stata imposta la chiusura, o magari un commerciante che è rimasto aperto però vede degli incassi ridicoli a fine sera, 20 euro, 30 euro, 50 euro di incasso. Ieri ho preso un taxi alle 9 di mattina, era in giro dalle 5 la prima corsa. Il tassista sta in piedi perché il figlio gli gira la paghetta. Il figlio gira la paghetta al padre. Voi pensate davvero che tutte le tasse e i contributi rinviati in primavera da questa povera gente potranno essere pagati? È evidente che le tasse non vanno spostate, tasse e contributi vanno cancellati. Non basta spostare. Anche perché poi tanto queste tasse non arrivano, questi contributi non arrivano e il governo, lo Stato si troverà con un buco in bilancio. Meglio pensarci prima.
E poi ci preoccupa in particolare il buco contributivo, è per quello che pensiamo a un anno bianco contributivo per i non garantiti, per gli autonomi. Se ci pensate, è un po' come la cassa Covid per le aziende. Alle aziende che cosa si è detto? Divieto di licenziamento, ti do la cassa Covid. Ebbene, diciamo a un autonomo, se non chiudi la partita IVA, per quest'anno le tasse, i contributi, te li paga lo Stato, te li versa lo Stato. È una questione di equità. Sempre in tema di pensioni. Anche nella legge di bilancio ci sono un sacco di norme discriminatorie. Mi spiegate come mai una fiorista deve andare in pensione 2 anni dopo l'impiegata delle poste? Dov'è la giustificazione? Dov'è l'equità? Va riequilibrato tutto. Le regole devono essere uguali per tutti, autonomi, dipendenti, pubblica amministrazione. Anche perché poi, per inciso, l'impiegata delle poste spesso ha anche lo scivolo, per cui va in pensione 4 anni prima della fiorista. Va bene quindi lo scostamento, ma è un segreto di Pulcinella che il governo sta già lavorando a uno scostamento a fine gennaio. E qui casca l'asino, ma ci torneremo. E poi non possono certo bastare i 4 miliardi e 6 che ci sono in legge di bilancio per fare tutto quello che serve e che bisogna fare. 4 miliardi e 6, attenzione, non 800 milioni del fondo malamente nominato per le esigenze parlamentari. 4.600 milioni, perché ci sono anche i 3 miliardi e 6 all'articolo 207 che sono di disponibilità del Parlamento, dei parlamentari, ma non esigenze parlamentari. Tagliare tasse e contributi è un'esigenza del Paese. Servono senz'altro poi altre risorse anche perché ci sono altre emergenze che il governo crea con le proprie azioni. La novità di adesso è quella dello sci. Ok, tutte le regole. 20 miliardi di giro d'affari solo considerando la base, senza considerare l'indotto. Peccato che se uno da Milano va a Cervinia ci mette 2 ore e un quarto, se uno da Milano va a San Bernardino in Svizzera ci mette 2 ore. Se uno da Milano va a Bormio ci mette 2 ore e mezza. Se uno da Milano va a St. Moritz in Svizzera ci mette 2 ore e un quarto. Secondo voi come finirà? Oltretutto pensiamo anche all'Austria. Tra l'altro l'Austria ha dimezzato l'IVA sul turismo dal 10 al 5%, tra l'altro. Cosa che dovremmo fare anche noi se vogliamo rimanere competitivi. Però, quindi abbiamo capito che servono tante risorse, servono risorse aggiuntive. Però attenzione, lo scostamento è previsto dalla Costituzione, all'articolo 81, dalla legge rinforzata, la 243 del 2012, all'articolo 6. È chiarissimo. Si può fare uno scostamento di bilancio, cioè variare la legge di bilancio annuale con una maggioranza qualificata, in caso di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato. Questo andava benissimo a febbraio-marzo. La legge di bilancio era stata appena fatta. Arriva il virus cinese, cambia il mondo, necessità di fare uno scostamento. Giusto farlo, giusto anche il rispetto delle regole. Nel 2020 però. Adesso che c'è il Covid lo sappiamo, ai noi. Quindi non esiste approvare una legge di bilancio e un mese dopo fare uno scostamento di bilancio. Anche perché si è fatta anche una gran confusione sugli scostamenti. 100 miliardi di scostamenti. Peccato che però non si è fatto come chiedeva la Lega. Subito 100 miliardi di scostamenti, subito a marzo, subito detassazione per le imprese e cassa integrazione per tutti, si dava un messaggio chiaro. Avete preferito tenere il braccino corto, fare le cose poco alla volta, risultato una enorme confusione, norme inefficaci, ai noi inefficaci. L'inefficacia la dimostra la sfiducia degli operatori economici. Avete sentito le audizioni?
Anche le aziende che vanno bene, anche le aziende che esportano hanno bloccato gli investimenti. Tante aziende, tante nostre multinazionali tascabili che vanno bene, non vedono più l'Italia come la sede naturale, ma la considerano una country come le altre, un mercato come gli altri. Stanno pensando di andare via. Misure inefficaci, tanto che quando c'è stata la nota di aggiornamento abbiamo chiesto al Ministro Gualtieri: caro Ministro, ma di questi 100 miliardi quanti ne sono stati spesi? Quanti ne sono rimasti? Ci rispose 0. Dopo una settimana fa il decreto ristori mettendo 4 miliardi, coprendo con 4 miliardi di soldi non spesi. Vabbè, noi non ci offendiamo, però si offende il Parlamento, perché è una questione di trasparenza. La Commissione Bilancio ha chiesto ormai da un mese questo dato al Governo. È un mese che chiediamo al Governo quanti di questi 100 miliardi ancora non sono stati spesi. Quanti decreti necessitano ancora di decreto ministeriale, quante norme non sono operative. E ora, se anche ci venite a dire che li avete fatti tutti, non prendiamoci in giro. È peggio la toppa del buco, perché sanno tutti che se hai fatto il decreto adesso, manca un mese, quei soldi vanno in economia, non li spendi. Però l'effetto poi è banale. Se uno guarda il conto di tesoreria, a ottobre ci sono 77 miliardi, a ottobre dell'anno scorso in tesoreria ce n'erano 55. Per capirci, scostamento di 100 miliardi e abbiamo 20 miliardi in più in tesoreria. Ci spiegate perché? È come se uno fa un mutuo da 100.000 euro e poi tiene 20.000 euro sul conto corrente. È una roba logica? Non lo so. Ma sono domande che facciamo per avere la trasparenza, per poter capire che cosa sta succedendo. Questo è il punto. Adesso siamo alla legge di bilancio. C'è la legge di bilancio. Sarebbe un bilancio falso, un bilancio che si modifica un mese dopo con un nuovo scostamento. Sarebbe un falso in bilancio. Nel 2021 non ci sono eventi straordinari, l'abbiamo già detto, purtroppo che il Covid c'è lo sappiamo. E allora se c'è da fare questo ulteriore sforzo, mettiamo queste risorse aggiuntive in bilancio, mettiamo 50 miliardi, poi si farà il debito che serve, non si spenderà tutto, si spenderà il necessario. Ma cittadini e imprese devono sapere che il governo e lo Stato c'è, subito, non che interviene quando poi è troppo tardi. Questo è fondamentale. Oltretutto è anche il rispetto delle norme e anche il buonsenso. Come Lega poi ci impegniamo anche a dire una quota di queste risorse aggiuntive non vengono spese, vengono lasciate perché si deciderà in corso d'anno cosa è meglio fare. Però così si fa. Questo è il modo di operare, trasparente, corretto, serio nei confronti di Parlamento, cittadini e imprese, che hanno il diritto di sapere qual è il bilancio dello Stato. Un bilancio che si approva e viene modificato dopo un mese non è un bilancio vero. Quindi, Presidente, colleghi, la Lega c'è, abbiamo però diritto di avere da parte del Governo rispetto e trasparenza dei dati. Grazie.